bisogna, cioè qui non c'è nessun avversario, siamo tutti in pista per cercare di dare una mano reciprocamente, le istituzioni. Credo che dall'AI non è che, diciamo così, se tutto ciò che noi possiamo mettere in campo lo stiamo mettendo in campo, ma sono cose legate al mercato, sono cose, hanno delle complessità, delle situazioni che vanno al di là di quello che possa essere una vicinanza, una sollecitazione o delle cose di questo genere. Io credo che comunque valga assolutamente la pena non demordere, riprendo le parole dette fin dall'inizio anche da Tiziano. Cioè, la prima cosa è rimanere tutti uniti, fare forza, fare quadrato. Le istituzioni ci sono tutte. Oggi purtroppo non è che ci sono coperture che l'ambito politico può dare con i vincoli che ci sono in tutti i sensi, in tutti i settori dell'intervento del pubblico che va a sostegno del privato o che al di là della bontà di quello che possono essere gli investimenti, e credo che questo possa essere un investimento per colui che ci si avvicina. Certo, io sono d'accordo e lo riconfermo quello che ha detto Tiziano, cioè la base d'asta a me preoccupa molto. Poi come si possa giocare intorno a questo valore della base d'asta, perché tutti siamo consapevoli che comunque è un impianto che ha 35 anni, sono cambiate tutta una serie di situazioni, che chi lo acquista ci avrà comunque un anno prima di poter mettere quello che sono le situazioni dentro il mercato, capire quelle che possono essere le tipologie, quindi è una cosa articolata, non semplice. A me preoccupa la base d'asta alta, lo dico sinceramente, perché poi dopo tutte le soluzioni prima di morire possono essere analizzate e possono essere prese, ma è chiaro che la cosa principale sarebbe il compratore che sia nazionale, che sia estero, europeo, chiunque abbia voglia di investire in un territorio straordinario che porta il marchio con sé. La Toscana si porta un marchio, la Piazza Valdoccia si porta un marchio di qualità dietro, anche queste cose hanno un peso. Ma sicuramente questo scoraggia chiunque di noi. È come se uno vede una bella casa, dice c'è da spenderci quanto per comprarla, diventa un problema. Si compra, dobbiamo trovare le forme di agevolazione, ma questo non dipende da noi, sono politiche che riguardano la curateria, che riguardano altre situazioni. La Regione ha detto che lei si sarebbe interessata a cercare di capire che chiunque si fosse avvicinato quali potevano essere situazioni legate a infrastrutture, servizi, forme diciamo così che non rientrino nei famosi salvataggi come si usava fino a qualche anno fa, qualche lustro fa. Però sono cose, quindi la prima cosa, siccome siamo qui, io capisco che qualcuno vorrebbe dire a chi devo dare il primo cazzotto, perché io sono arrabbiato, no? Perché ho i problemi che diceva prima lui, che praticamente dice io sto qui fra un giorno fa una cosa e il giorno dopo ne fa un'altra, datemi qualcuno su cui mi possa sfogare, ma non siamo certo noi, questa è la prima cosa e più mi sento, diciamo, e vi chiedo al di là di tutto, perché fino a dove c'è la possibilità che noi possiamo arrivare, questo è garantito, ce la mettiamo tutti. Avevamo anche altri obiettivi che non riguardano questa fase, ovviamente di programmata, che vogliamo tutelare in tutta la sua integrità, in tutte le sue professionalità, in tutto quello che è l'azienda. Ma abbiamo messo in pista, abbiamo avuto dei riconoscimenti importanti da parte anche della Regione, situazioni che potrebbero dar sollievo in situazioni anche di transito, qualsiasi cosa possa avvenire anche favorevolmente, non pensiamo che non sia successo niente anche se viene un compratore, qualora ci fosse. Cioè, passato un anno però ricominciamo come eravamo prima. Queste sono cose che devono cominciare a transitare nella nostra pelle, queste situazioni. Poi da lì si può ripartire e può essere anche raddoppiato, come diceva sempre lui praticamente, che non so, non potrebbero neanche bastare 27 ettari, però bisogna partire da scalini bassi per arrivare in cima a quella chiesa. Non è che il contrasto ci sarà, bisogna fare degli scalini, fare delle tappe, però quello che preoccupa secondo me è la mancanza ancora di un progetto e di un percorso. Qualsiasi cosa che accada noi abbiamo bisogno di avere, l'unica certezza che si può chiedere è di un percorso. Come si tutela, come fare a mettere insieme il pranzo con la cena. Qualsiasi cosa accada a noi bisogna trovare delle forme di, chiamiamole come ci pare, di sussistenza, di aiuto, perché poi si arriva, io lo vedo come sindaco, quando tutte le mattine mi arriva qualcuno e dice: ma io come fa a pagare questa bolletta? Ma io come fa il prossimo mese a fare la spesa? Cioè, quindi ci sono situazioni reali che bisogna pensare anche a situazioni di questo tipo. La Regione in questo senso
ci ha aperto un grande spiraglio che è l'area di crisi. Un'area di crisi semplice, cioè non dovuta a grandi devastazioni, ma un'area di attenzione, c'è una lente sopra. C'è una lente che ci consente di poter essere, diciamo così, fra i primi utilizzatori di finanziamenti europei, italiani, quello che può essere. Quindi vediamo che cosa succede. Purtroppo si vive alla giornata, ma vi garantisco che l'impegno è massimo. Ogni volta che c'è stato qualcosa, i nostri rappresentanti regionali, dall'AI, la stessa Cenni, anche se non è presente laddove è stato sempre possibile, nei contatti anche che ci sono di carattere politico, le segreterie dei partiti, quindi il lavoro che è stato fatto, che si ridiceva di vedere come tutti i compatti in un ambito di una problematica di questo tipo possa far vedere che c'è una popolazione compatta, non ce la prendiamo ognuno con noi, di dire è colpa vostra, dice ma che è successo in questa azienda, perché non va, niente, noi siamo qui, vogliamo cercare di salvare l'azienda.